24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Tutti pensano alle elezioni, ma all'interno della Lega Nord si pensa anche ad un altro appuntamento, quello congressuale. Sabato 19 maggio i circa 1500 militanti del partito si ritroveranno per eleggere i delegati che parteciperanno poi al congresso Veneto, fissato per il 3 giugno. Un congresso particolarmente delicato, perché vedrà arrivare al pettine il grande nodo di questi ultimi anni, ovvero la sfida tra il segretario uscente Giampaolo Gobbo e il sindaco di Verona Flavio Tosi, che non ha mai nascosto di voler conquistare la guida del partito. L'appuntamento è reso ancora più importante dall'appuntamento che seguirà dopo poche settimane, quello con il congresso federale, che dovrebbe sancire l'ascesa alla segreteria di Roberto Maroni, ovviamente sostenuto a spada tratta da Tosi, ma visto ancora con sospetto da una parte dei bossiani. Intanto Tosi fa un grosso passo avanti congressuale a Padova, dove il congresso provinciale si svolgerà domenica mattina in fiera. Il dibattito si preannuncia infuocato ed una vittoria dei barbari sognanti maroniani aprirebbe una prateria davanti a Tosi in vista della sfida decisiva del prossimo 3 giugno. L'operatività del distretto di pesca Alto Adriatico, istituito lo scorso febbraio con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, è stato al centro dell'incontro tra gli assessori del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo comune è di assicurare un futuro di certezze ad un settore economico storico e strategico per l'Alto Adriatico, i cui operatori sono letteralmente con l'acqua alla gola e cercano una rifondazione del settore su basi nuove e diverse dal passato. Per questo i responsabili delle 3 regioni italiane interessate hanno stabilito di dare la precedenza alle questioni del fermopesca, delle aree di tutela marine, dei bandi del Fondo Europeo per la Pesca, del piano quadro delle attività di ricerca e coordinamento. Il 5 maggio ci sarà ad Umago un incontro con il ministro della pesca della Croazia per presentare la politica di distretto e avviare un raccordo tra tutte le marinerie della parte settentrionale di questo mare. Di alti e bassi il mercato immobiliare ne ha sempre avuti, ma la crisi finanziaria ed economica mondiale e le nuove imposte sulla casa stanno intaccando seriamente anche il più ricercato e redditizio dei beni rifugio, il mattone. Il quadro aggiornato del mercato veneziano viene dall'osservatorio immobiliare della FIAIP. Nel 2011 il numero dei contratti d'affitto di case e appartamenti firmati in provincia ha raggiunto livelli mai visti, più 11,6% rispetto al 2010, un vero record se confrontato con la media regionale attestata al più 3%. In compenso è cresciuta l'offerta di alloggi messi in vendita dai proprietari, un trend di crescita già registrato nel 2010 e ancora di più nel 2011, con un più 9,5%. L'osservatorio FIAIP veneziana prevede per il primo semestre del 2012 un'ulteriore riduzione del 5,7% delle vendite di alloggi. Volotea, la nuova compagnia aerea low cost con base operativa a Venezia, che collega le piccole e medie città europee, lancia i primi voli internazionali da Venezia. 7 le nuove rotte Volotea, molte delle quali collegheranno per la prima volta con voli diretti città a destinazioni europee di grande fascino: Spagna, Francia, Portogallo e Polonia. Al via il collegamento per Porto, fino a 3 frequenze settimanali, a cui seguiranno Bilbao, Alicante, fino a 3 frequenze settimanali, Bordeaux, 3 frequenze settimanali e Cracovia. Oggi è stata la volta di Santiago de Compostela, mentre domani si aggiungerà Malaga. I carabinieri di Piove di Sacco nel Padovano hanno sventato un'estorsione ai danni di un gestore di un circolo privato di Ponte Longo. Ai militari dell'Arma si era rivolto lo stesso imprenditore, denunciando di ricevere da alcuni giorni alcuni pizzini e sms con richieste di denaro, in cambio del silenzio da parte dell'anonimo estorsore circa presunte irregolarità nella gestione del circolo. L'uomo si è rivolto ai carabinieri di Codevigo, che hanno fissato un incontro alla presenza dei militari in borghese per la consegna di 5.000 euro. Al momento della consegna è scattato l'arresto per l'estorsore. Boom dei farmaci online. L'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori lancia l'allarme. Sul web costano meno, ma la salute dei cittadini è a rischio. Tutti i particolari su Industria e Finanza.
24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.